Importante è camminare nel tempo in cui viviamo. Credo che tutti parlano di innovazione, di accesso ai sistemi nuovi, di banda larga, di informatica, Facebook, Twitter, strumenti innovativi che non sono solo dei giovani, che non sono solo delle persone che hanno in qualche modo una formazione culturale importante, sono strumenti necessari a che tutti i cittadini possono avere dei vantaggi. Questi vantaggi che noi vogliamo dare ai veneti, tutti i veneti, con strumenti anche di formazione, di accesso, serviamo i comuni, serviamo i territori, serviamo le aziende, servono a fare economia, quella vera. Allora, innovazione non nelle parole, informatizzazione non nelle parole, ma economia vera. Tutti dicono che il PIL, questa parola strana, può crescere se il sistema viene informatizzato, reso moderno, reso nuovo. Ecco, l'obiettivo nostro è questo, far sì che, anche se non riusciamo a pesarlo veramente, si possa avere un mondo nuovo sul quale costruire la nostra nuova economia e la nostra nuova conoscenza. E allora in 4-5 anni questa agenda digitale, questa parola importante, che è un percorso per far sì che il Veneto cresca, noi investiamo quasi 100 milioni di euro in infrastrutture, cioè banda larga, in accessibilità, cioè aziende che possono offrire dei servizi a costi contenuti, in informatizzazione del sistema pubblico regionale perché i cittadini vedano la loro vita facilitata, quindi non complicanze ma semplificazioni.